In un clima di allegria e di gioia si è svolta la festa del Natale degli alunni dell'Istituto Rita Levi Montalcini, diretto dal preside Luigi Costanza. Si è svolto nel grande auditorium dell'Istituto Niccolò Gallo, che è stato concesso per l'occasione al fine di svolgere questo straordinario evento, fortemente voluto dal preside, che ha coinvolto per la prima volta in un unico grande spettacolo gli alunni della scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado. Lo spettacolo ha messo in evidenza quella vera continuità didattica e l'esplicitazione del tanto decantato curriculum verticale, ma come ha sottolineato il preside Costanza, nell'Istituto Montalcini viene portato avanti in ogni momento didattico ed educativo. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi genitori presenti, che hanno potuto anche ammirare le capacità artistiche e ritmiche, nonché canore dei propri figli, già ripercorso momenti della nostra tradizione, con canti sia in dialetto che in lingua italiana, ma anche in lingua straniera. Nel solco del bilinguismo che si studia nell'istituto, gli alunni hanno intonato diversi testi contemporaneamente, alternandosi sia in lingua inglese che francese. Il coro dei clarinetti, composto da oltre 70 alunni, ha estasiato la sala piena in ogni posto e spazio possibile. Ammirevole e decisamente emozionante i rami proposti dagli alunni della scuola primaria sotto l'abile regia delle loro docenti. La giornata si è conclusa con l'esibizione dell'ensemble, i ragazzi di Margherita, guidati dai docenti Villa e Tuminaro, che hanno eseguito i brani classici di Natale che hanno coinvolto in un clima di festa e di gioia tutti i presenti. Soddisfatto il dirigente scolastico, professore Costanza, che ha voluto sottolineare il nuovo modo di fare didattica che esalta le capacità degli alunni, guidati da docenti educatori veramente professionisti del sapere.